Sentiamo il presidente Zecchinelli, perché gli industriali chiedono sempre stabilità. C'è una legge elettorale che si chiama Stabilicum, ma al di là della polemica sulla mancanza delle preferenze, stabilità ne abbiamo vista davvero poca negli ultimi governi. Stabilità politica senz'altro poca. Fortunatamente il sistema economico ha dimostrato, il sistema economico delle PMI italiane ha dimostrato resilienza pur nelle varie traversie politiche che ha attraversato il nostro paese. Peraltro comunque insomma nel tempo ci sono stati tanti soggetti che hanno calamitato velocemente elettorato. Io quando devo dire agli amici che sono particolarmente anziano, gli dico sono della generazione che aveva in Mariotto Segni una brillante promessa, quindi no, allora tutti si rendono conto che ho una certa età. Dopodiché c'è anche una sistematica italiana, perché mi verrebbe da citare Arbasino che diceva che la parabola è quella di brillante promessa, venerato maestro e solito stronzo. E c'è qualcuno che nel panorama politico italiano è nella fase ultima descritta da Arbasino. Detto questo, la proposta politica di Vannacci, che sicuramente è affascinante per tanta parte dell'elettorato, taluno deluso insomma poi dalla destra di governo, senz'altro sulle questioni economiche è attualmente abbastanza zoppicante. Ovviamente il programma è ancora da realizzare, quindi gli incontri con le varie parti sociali sono ancora da fare, insomma, però certamente la proposta economica è vaga. Forse perché non lo sai tu, ma No, nel senso, a Roma, se vuoi te lo spiego dopo quando c'è la pubblicità, il programma per le piccole, medie e grandi imprese. Ecco, non dubito, ingegnere, che me lo spieghi, però insomma, io quello che poi ho visto nei dibattiti del generale, spesso si rifugia nell'argomento che non essendo un ragioniere, diciamo, dopodiché le poste di bilancio... Ha ragione? No, dove sono stati trovati i miliardi per... il 110%, i banchi a rotelle, eccetera. Ha risposto che li troverà. Certo che risponde anche che invece di darli a tutti gli extracomunitari che sono in Italia, usiamoli per gli italiani, usiamoli per le botteghe italiane. No, dopodiché è chiaro che il corpo elettorale, già in Italia ci sono 16 milioni di pensionati che comunque insomma non hanno bisogno di proposte economiche complesse dal mio punto di vista. È ovvio che certamente anche diciamo, tutto quello che riguarda la proposta politica del generale in relazione appunto agli immigrati, a chi ha già la cittadinanza, pone diciamo, delle perplessità in chi si trova purtroppo ad affrontare i problemi di mismatch piuttosto che di carenza di manodopera, diciamo un programma che al momento naturalmente è fumoso, ma però ammetto che insomma il generale ha appena debuttato nell'agone politico e quindi chiaramente poi le delineerà. Piuttosto di essere in 60 milioni e avere 10 milioni di extracomunitari o di gente che metà, perché dopo teniamo conto, nel senso vengo dal mondo dell'impresa anch'io, certo, lo so. La manodopera straniera tra leggi di qua, leggine, diritti, eccetera, rende, questo possiamo dirlo a reti unificate, rende un quarto di quello che rende un Veneto. Possiamo dirlo sta roba qua? Sì, bene, certo. Ecco, rende un quarto. Quindi che non mi si venga sempre a fare la filippica che sti qua me paga e pensione, perché la prima roba che fa l'africano quando viene assunto, ricongiungimento familiare, diese tu zitti, deve pagare Pippo, Brutto, Paperino. Non è così. Nel senso, siamo in una terra dove io ho sempre visto mio papà svegliarsi alle 4 del mattino, lavorare fino a mezzanotte e dormire 4 ore, e che 4 ore che dormiva pensava a cosa fare il giorno dopo. Bene, non è che la manodopera che viene dall'est, certo, da fuori Italia, certo, adesso ci stia risolvendo il problema. Allora 100% certo, il primo ministro del Giappone quando certo, dice non è che dobbiamo aumentare di numero, cioè cerchiamo di rimodulare quello che siamo. In Italia siamo anche in massa. Però certamente è chiaro che poi stando ai dati, perché alla fine è anche la demografia è aritmetica, cioè nel 2030 dati Veneto Lavoro usciranno 250.000 persone in Veneto, quindi che vanno in pensione, che rappresenta che perlomeno avrei bisogno di 180.000 nuovi posti di lavoro che saranno vacanti, tecnicamente parlando, solo con, diciamo, con il fondamentale demografico che abbiamo attualmente.
assolutamente. Dopodiché, ripeto, io non sono il primo a dire sulla resa della manodopera, questo è fuori discussione. È ovvio che nel momento in cui è un paese che perde intelligenze, perché abbiamo un numero di giovani che lasciano il paese e che sono altamente scolarizzati, e l'ingresso invece di persone che chiaramente scolarizzazione non hanno, questo chiaramente non fa altro che aumentare il mix match tra quello che richiedono le imprese e quello che è disponibile sul mercato. Però d'altra parte è anche vero che poi c'è un dato meramente relativo alla produzione, nel senso che la capacità produttiva nel nostro paese diminuisce costantemente, e un'azienda che ha commesse ma non riesce a realizzarle, chiaramente questo impatta sulla produttività generale del paese. Per cui questo è un problema che va sicuramente affrontato, ma non dubito che il generale lo affronti. Ad oggi non c'è un programma disponibile online, quindi la proposta politica in generale su questo, non ne dubito.